5. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Ring 21:18, siamo leggermente in ritardo ma ci siamo con Ring come ogni lunedì sera, il talk show che mette la politica alle corde. Questa sera tanta carne al fuoco un po' come sempre perché il titolo lo dice chiara, parleremo un po' della manovra e della guerra, insomma la battaglia, il dibattito sulle tasse, soprattutto la plastic tax, la sugar tax, anche la tassa sulle cartine. C'è un caso particolare nato proprio oggi a Treviso su un'azienda che ha deciso di congelare 140 assunzioni proprio a seguito della cosiddetta tassa sulle cartine per le sigarette. Insomma, dibattito che non è solo tra opposizione e maggioranza ma anche all'interno della stessa maggioranza. Italia Viva, soprattutto Renzi, che continua a picconare i suoi alleati. Questo fa un po' tremare ovviamente la compagine di governo, se ne sono dette un po' di tutti i colori in questi giorni. Un governo peraltro in queste ore molto preoccupato dalla situazione dell'ex Ilva, ne parleremo anche ovviamente di questo. La manovra, il cuneo fiscale, quanto incide, bisogna, come dice Renzi, farlo slittare, no, bisogna farlo adesso. Parleremo anche di autonomia, parleremo di tanti altri argomenti, ad esempio parleremo delle pensioni, ma chiaramente su tutti oggi, e partiremo anche da questo, un caso su tutti ha riproposto il tema del razzismo, lo sapete, la vicenda dei cori a Balotelli al Bentegò di ieri, ma soprattutto il carico da 90 che ci ha messo il capo ultra del Verona questa mattina, Luca Castellini, in una radio. Insomma, si torna a parlare anche di questo, anche di razzismo, come si parla e si dibatte della cosiddetta commissione Segre. Tantissimi gli argomenti. Mi permetto solo di fare una postilla che non c'entra con la puntata di stasera, ma di ringraziarvi, l'abbiamo fatto anche nei nostri telegiornali, ma vi ringrazio anche qui a nome di Antenna 3 per i tanti di voi che hanno seguito sabato sera il nostro documentario realizzato dalla nostra emittente Veneto in Ginocchio, che ha raccontato con suoni, con parole, con voci, il racconto insomma dei giorni terribili della tempesta Vaia, e noi c'eravamo insomma in quei giorni, quindi tantissimi che hanno seguito sabato sera il nostro documentario, grazie ancora perché il nostro lavoro insomma è rivolto ovviamente a voi. Allora, questa sera tanti argomenti, ne parleremo con Gianangelo Boff, buonasera. Commissario provinciale della Lega Treviso, buonasera. E poi, perché parliamo di governo, parliamo di tasse, parliamo di manovra, l'onorevole Nicola Pellicani, Partito Democratico. Buonasera anche all'onorevole Pellicani. Non può mancare il sindacato su questi temi. Allora, il segretario generale della CGIL del Veneto, Cristian Ferrari, buonasera. Buonasera, buonasera. E stiamo aspettando, e sarà seduta vicina, perché siete vicini, diciamo, di maggioranza, ma in questi giorni, insomma, in queste settimane, un po' di contrasti ce ne sono. Stiamo aspettando la senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva, quindi il nuovo partito di Matteo Renzi. Sta arrivando, si è perso un po' nelle campagne trevigiane, ma sta arrivando, quindi fra poco arriverà. Allora, io direi di partire subito con il tema, insomma, di queste ore, il tema scatenato un po' prima dai cori, vedremo un po' anche questa vicenda al Bentegodi, e poi dal capo ultra del Verona. Allora, il servizio sul caso. Castellini, una domanda secca, o sì o no? Balotelli è italiano? Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Non sono bastati i cori razzisti durante Verona-Brescia partiti dalla curva giallo-blu contro Mario Balotelli. Intervistato da Radio Caffè, Luca Castellini, capo ultra del Verona e coordinatore di Forza Nuova per il Nord Italia, ha rincarato affermando che Balotelli non sarà mai del tutto italiano e che i cori razzisti se li sarebbe inventati lo stesso calciatore di colore. Che ha l'ultra udito? Balotelli li ha sentiti nella sua testa? Nella sua testa, perché lui, ti spiego,
Balotelli è un giocatore finito, noi ce l'abbiamo anche noi un negro che ha segnato ieri e tutta Verona gli ha battuto le mani. All'intervistatore che gli rimarcava l'uso del termine negro ha risposto provocatoriamente. Mi viene a prendere la commissione Segre perché io chiamo uno negro? No, non lo so, non lo so. Vengono a suonarmi il campanello. Ascoltami. La commissione Segre mi viene a suonare il campanello. Non lo so, perché dico negro. Laconico il commento raccolto dai media a Roma della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah. Ma ancora guardano i colori delle persone? Mario Balotelli affida a Instagram il suo nuovo sfogo, parlando di piccoli esseri ignoranti. Però quando Mario faceva gol per l'Italia vi stava bene, vero? Aggiunge. I cori razzisti e quindi le parole di Castellini hanno suscitato profonda indignazione sia nel mondo sportivo, con Damiano Tommasi e Arrigo Sacchi, che politico, dal sottosegretario all'editoria Andrea Martella al senatore di Leo Pietro Grasso, fino al ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che si rivolge direttamente al primo cittadino della città scaligera Federico Sboarina. Chiedo al sindaco di Verona, che ha negato che ci siano stati cori razzisti e incolpato il giocatore Balotelli di aver avviato una gogna mediatica contro la città, di rivedere i filmati e prendere le distanze da quei cori. Allora, questo è il racconto fatto nel nostro telegiornale di stasera di Lina Paronetto. Poco dopo è arrivata la dichiarazione del sindaco di Verona Sboarina. Insomma, già ieri aveva detto non c'erano stati cori razzisti, lo ha ribadito. Sembra che la sentenza sia già stata scritta, ha detto Sboarina. È oggettivamente inaccettabile quello che sta succedendo alla nostra città. Ribadisco, ieri ero allo stadio e quando Balotelli ha calciato via la palla la sensazione di tutti è stata di stupore. Nessuno riusciva a spiegarsi perché. Quindi, aggiunge, non può esistere che da un presupposto che non esiste, perché allo stadio non ci sono stati cori razzisti, venga messa alla gogna una tifoseria e una città. C'è polemica anche per il fatto che Sboarina non ha preso le distanze. Gianangelo Boff, siamo un paese di razzisti? Verona è razzista? No, Verona non è razzista, l'episodio che tocca qualche ultra o qualche tifoso va sicuramente condannato. All'interno del nostro paese non c'è spazio per il razzismo, lo dice la Costituzione stessa, e non possono essere tollerati, non ci può essere tolleranza quando viene fatta distinzione, come dice la Costituzione, di sesso, razza, opinione politica. È assolutamente inaccettabile all'interno di uno Stato democratico. Che poi all'inizio la posizione del sindaco possa essere stata, diciamo, un po' in dubbio, diciamo che Balotelli come personaggio calcistico e mediatico non è che sempre abbia avuto delle condotte, ha spesso avuto delle condotte sopra le righe, per cui, fra virgolette, di fronte a un evento, prendersi un attimo il tempo per capire cosa in realtà sia successo, probabilmente è anche comprensibile da parte del sindaco. Detto questo, le frasi che ho appena sentito dall'Ultra, eccetera, sono assolutamente inaccettabili. Pelicani. Beh, sono altro che inaccettabili. Io credo che male abbia fatto il sindaco di Verona non prendere le distanze da tale dichiarazioni di una tifoseria che si sa che tradizionalmente, insomma, è a destra, più volte ha esposto simboli nazisti, cioè gente così non dovrebbe più entrare allo stadio. Io mi aspetterei che Castellini non dovesse più entrare allo stadio e, essendo anche esponente di Forza Nuova, mi aspetterei che anche la Lega prendesse distanza da chi fomenta e coltiva la cultura dell'odio, del razzismo negli stadi, perché gli stadi sono poi un simbolo, sono poi soprattutto per i giovani, vengono presi ad esempio. Io credo che serva un segnale chiaro dalla politica, dall'amministrazione e dal mondo del calcio. Ferrari? Ma guardi, io provo un misto di schifo e pena per un personaggio di questa caratura. Lo definirei un miserabile razzista. Almeno l'unica cosa positiva è che è stato molto onesto, lo ha espresso pubblicamente in una radio, se non sbaglio, e così via. Al di là di questo personaggio secondario, che però è coordinatore regionale di una forza fascista, Forza Nuova, e forse il sindaco di Verona dovrebbe preoccuparsi che la tifoseria della sua città sia diretta e governata da un personaggio esponente di un partito politico che esplicitamente si rifà all'ideologia fascista e che quotidianamente nei comportamenti, non solo nelle parole, dimostra e porta avanti un'idea razzista e xenofoba della società. Penso che questo episodio sia sintomatico di un male più profondo. Ora, è inutile che ci giriamo intorno. In questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, le espressioni, le manifestazioni razziste, xenofobe, antisemite
si stanno moltiplicando e io penso che questo sia un problema che parla innanzitutto alle istituzioni. C'è una legge dello Stato che si chiama legge Mancino, che è stata fatta ormai più di 20 anni fa e che attua la nostra Costituzione. Il fascismo, lo ripeto, non è un'opinione, è un crimine. Noi siamo una Repubblica fondata su una Costituzione antifascista, abbiamo anche un corredo di strumenti legislativi, anche penali, che dovrebbero reprimere, diciamo così, qualsiasi forma organizzata che ripropone. Vedo una grande ambiguità, una grande debolezza nella risposta, se mi permette, anche delle istituzioni, della politica, della stessa magistratura, che forse non anche del calcio un po'? Beh, il calcio è l'esempio più lampante. Scusate, la procura della FIGC parla di una ventina di persone, insomma, potrebbe essere una cosa che va un po' in cavalleria. No. Questo è un tema annoso, è dagli anni 90 che l'estrema destra ha infiltrato e fa proselitismo all'interno degli stadi e delle curve. Ora, qui c'è un problema evidente che richiama la responsabilità delle società. L'Hellas Verona cosa dice, oltre al sindaco? Che richiama la responsabilità del Ministero degli Interni e della politica. In Inghilterra hanno avuto problemi analoghi, li hanno affrontati e li hanno risolti e gli stadi sono ritornati ad essere un luogo civile in cui le famiglie, i bambini di ogni colore, genere e tipo possono andare tranquillamente alla domenica a godersi una manifestazione sportiva. Sborina nel suo comunicato dice se la prende non tanto con la questione razzismo, col fatto che è stata attaccata un'intera città, cioè Verona vista come fascismo. Lo stesso Damiano Tommasi, che è veronese, ha detto non è questa Verona, però purtroppo il problema c'è. Giustamente faceva riferimento al fatto che comunque l'apologia del fascismo o la propaganda razziale è un reato che viene punito penalmente, perché è il codice penale che se ne occupa. Il codice penale viene applicato alla persona, per cui ovvio è che non possiamo generalizzare rispetto a un fatto commesso da 20 persone. Se quelle 20 persone hanno commesso un reato, vanno individuate e vanno perseguite. Generalizzare in qualsiasi caso è sempre sbagliato, perché la generalizzazione è quella che poi porta anche all'effetto esattamente opposto. Quindi è giusto che chi si macchia di un reato di questo tipo venga perseguito dalla legge, perché così prevede la legge. Attenzione però ad andare a fare di tutto un erbo un fascio, perché io sono stato diverse volte a Verona, ho avuto modo di conoscere personalmente anche il sindaco Sboarina e sinceramente né Verona mi è sembrata una città razzista, né tantomeno ho mai sentito il sindaco Sboarina esprimersi in tal senso o solo avvicinarsi a idee di un certo tipo. Anzi, l'ho sempre riconosciuto come persona molto vicina, democratica, molto vicina anche ai temi sociali e dell'immigrazione della sua città. Quindi generalizzare e macchiare tutta una città di un determinato fatto è assolutamente sbagliato. Tanto più per questo vanno individuate queste persone e vanno però a prendere delle misure ma lo deve ferme. fare la magistratura, non lo deve fare il sindaco. Ma nessuno, il sindaco è stato... Lo deve fare la magistratura. No, ma la critica al sindaco è che non abbia preso le distanze da questo episodio e abbia fatto tutto un giro di parole, un castello di carta per dire ma non ne sono arrivati i fischi, non sono... e poi è arrivato il capo degli Ultras con queste parole qui, allora, che è anche il rappresentante, come diceva Ferrari, di una forza... Il sindaco era allo stadio e... logicamente se la vicenda era quella vicenda di 20 persone può anche non averla sentita, come ripeto. Le frasi dell'Ultra sono venute oggi e sicuramente il sindaco preso a caldo... Era l'interpretazione autentica dell'evento di ieri, mettiamola così, le frasi... No, ma io sono d'accordo. Ieri io ho ascoltato la cronaca... No, guardate, nessuno vuole generalizzare, cioè, la stessa stampa ieri metteva in dubbio il fatto che i cori razzisti fossero stati ma o per meno. come poi la piega che ha preso questa vicenda, con la ciliegina finale del capo degli Ultra di stamattina, credo che ci voglia suggerirebbe una maggiore decisione di rigore da parte da quello che si è un po' visto. Io anche mi aspetterei da uno striscione di condanna da parte della tifoseria veronese, della città di Verona. Mi sembra di non aver difeso nessuno come esponente della Lega. Ma io non sto attaccando lei, io sto dicendo... Aggiungo che nelle sedi istituzionali e in Consiglio Comunale a Verona esistono esponenti che sono assolutamente omogenei a quella, tra virgolette, sensibilità politica. Quindi attenzione, questa ambiguità delle istituzioni della politica
è veramente una cosa inaccettabile e fa il danno esattamente che diceva lei. Cioè non si può generalizzare, non esiste che Verona è razzista, c'è un gruppo di razzisti e di fascisti a Verona che operano, tra l'altro con una certa agibilità, diciamo così, pubblica, e penso che chi deve rappresentare non quei 20 o pezzi della sua maggioranza, ma l'intera città, dovrebbe prendere le distanze proprio per preservare e tutelare il buon nome di una città importante e bella come Verona. Visto che siamo sul tema, abbiamo visto anche la senatrice Segre che insomma, commentava la vicenda. Ecco, nel frattempo vedo i vostri messaggi, ve lo ricordo, mi sono dimenticato di ricordarvelo, 351 175 5340, potete intervenire con i vostri messaggi, ogni tanto li leggeremo, se la miopia me lo permette. Allora, fra poco arriviamo sulle tasse, chiudiamo la questione razzismo e caschiamo allora sulla questione antisemitismo. La cosiddetta commissione Segre, la mozione Segre, c'è stata una forte polemica sull'astensione di alcuni partiti ovviamente su questa vicenda. Oggi è tornata a parlarci Giorgia Meloni, sentite cosa ha detto sulla mozione Segre. Lei ha ribadito insomma, il fatto che non ha votato perché secondo lei diciamo, è una limitazione alla libertà. Sentite cosa dice. Se vogliamo votare un documento serio sul tema dell'antisemitismo, noi ci siamo, Fratelli d'Italia c'è, ma non ci si può nascondere dietro una questione così seria per tentare di mettere in atto una censura politica verso i propri avversari, che è qualcosa che la sinistra ha in mente da diverso tempo, perché siccome nel merito non riescono più a competere con idee di buon senso come quelle che noi portiamo avanti, devono cercare di farci stare zitti, e a me dispiace profondamente che tutto questo avvenga citando appunto la questione ancora molto seria e molto presente dell'antisemitismo. Questa Giorgia Meloni oggi, boff. Allora, intanto ritorno sul tema della generalizzazione che non porta mai a nulla. Stiamo parlando di reati penali che perseguono la persona che si macchia di quel reato, e la magistratura è l'organo deputato a verificare e a punire chi si macchia del reato previsto dalla legge. Detto questo, quando queste cose qua vengono strumentalizzate politicamente non se ne fa mai un bene, perché ricordo che fino a qualche decennio fa a girare con la keffia palestinese contro l'invasione dello Stato israeliano erano proprio gli esponenti di sinistra dei centri sociali, ricordiamoci di questo, e questo non voleva dire essere antisemiti, schierarsi dalla parte dello Stato palestinese che guerrigliava contro lo Stato israeliano costituito. Quindi posizioni politiche, ma io non condanno quell'epoca politica che magari era frutto di circostanze, però né tantomeno lo si può fare ora. Chi inneggia al fascismo, che dalla legge non è previsto, si possa fare, è un reato, lo prevede la legge, è giusto che venga punito. Ma mettere un bavaglio generale e lasciato poi all'interpretazione di chi decide di interpretare cosa e come è stato detta una cosa, ritengo abbia ragione Giorgia Meloni, che non può essere un fatto generale. I reati penali, come ripeto, sono personali, quindi non può essere generalizzato. Con norme generali non si risolve un problema puntuale. Il problema puntuale si risolve con l'efficienza della magistratura e degli organi inquirenti ad andare a verificare chi si è macchiato del reato e va punito. Lì era in discussione, si votava una mozione in Parlamento, non eravamo di fronte a una denuncia penale, eravamo di fronte a una mozione in Senato a sostegno di tutte le accuse, di tutti gli attacchi che riceve una senatrice che a vita del nostro Parlamento, che è stata in campo di concentramento ed è bombardata quotidianamente sui social da offese xenofobe, antisemite di ogni tipo. Allora, su questo serviva un segno chiaro da parte di tutto il Parlamento. Questo era il punto. Il segno chiaro c'è, è la legge. Non c'è, perché è la non legge. avete votato, perché non C'è avete più chiaro votato della legge, ma c'è la legge che lo mozione, dice. lascia stare la legge.
Era un fatto particolare. Fatto politico. Di fronte alla gravità c'era delle vicende successe, c'era un segno che il Senato voleva dare a sostegno della senatrice Segre, e questo segnale è arrivato senza il voto di una parte del Parlamento, e questo è un fatto gravissimo. Dopodiché possiamo dire tutto quello che volete, però questo è il punto. Ferrari, è una censura politica? Ma assolutamente si apre no. la via a una censura Allora, politica? Intanto io penso che ci sia un limite all'ipocrisia anche politica. A Giorgia Meloni suggerirei di indicare ai dirigenti del suo partito, sindaci compresi, di non partecipare, come stanno facendo in più occasioni in questi giorni, a celebrazioni della Repubblica Sociale Italiana, della 10ª Mas, di tutti quelli che hanno collaborato con i nazisti e le SS in questo paese a mantenere, a difendere una dittatura che è quella fascista che conosciamo. Primo elemento. Secondo elemento, io ricordo che in precedenti legislature, e cito anche un esponente, Fiamma Niverstein, esponente al tempo presente in Parlamento di Forza Italia, quindi di centrodestra, venne istituita esattamente la stessa commissione parlamentare. Allora il voto fu unanime di tutto l'arco costituzionale, diretta da un esponente del centrodestra. Mi chiedo ancora adesso il motivo per cui il centrodestra, o comunque insomma le forze politiche che non hanno ritenuto di condividere, si siano espresse contro una cosa che a mio giudizio è sacrosanta, soprattutto nel momento, nel clima e nella fase storica che stiamo vivendo. Chi si contrappone dice: ma allora chi decide cosa si può dire e cosa non si può dire? Mi pare che questo sia il concetto. No, ma il punto è un altro qui, lo ripeto e lo dico brutalmente: il razzismo e il fascismo non sono un'opinione liberamente esprimibile nella Repubblica Italiana fondata dalla Resistenza, sono un problema, sono un reato, sono un atto politicamente inaccettabile. Ora, al di là di tutto, qui non si trattava e non si tratta di fare le commissioni per demonizzare o criminalizzare questa o quella parte politica. Si tratta di assumersi una responsabilità collettiva che deve essere trasversale, deve coinvolgere tutte le forze democratiche, a prescindere dall'orientamento, vuoi di sinistra e vuoi di destra. In questo caso qui quantomeno si è persa un'occasione, considerato il fatto che veniva proposta e vedeva come protagonista una persona che è veramente fuori di non so come dire, insospettabile, sopra le parti, e che ha subito sulla sua carne viva cosa ha voluto dire quel periodo e cosa è successo in quegli anni lì in cui quelle ideologie totalitarie avevano preso il potere, hanno messo a ferro e fuoco il nostro Paese, l'Europa e il mondo intero. Quindi davvero un'occasione persa, e eviterei almeno queste ipocrisie qui, quantomeno eviterei di andare a celebrare, lo ripeto, la Repubblica Sociale Italiana, la 10ª Mas e fascismi vari, compreso anche quello che abbiamo visto a Predappio nei giorni scorsi. Nel frattempo leggevo prima un messaggio di un telespettatore che tornava sulla questione Balotelli, diceva: i permalosi non possono calcare il terreno di gioco. È anche il personaggio Balotelli che fa entrare un po' magari lo dicevo prima, nell'equivoco della polemica, nel senso che non fosse stato Balotelli probabilmente... Però quando questo diventa il pretesto per manifestazioni xenofobe e razziste, dobbiamo fermarci. Fosse l'unico dobbiamo caso dobbiamo essere chiari tutti. Questo va al di là della caricatura di Balotelli. È successo con Lukaku. Se dovessimo interrompere una partita di calcio ogni volta che un qualsiasi giocatore, anche non di colore, viene fischiato o sente un bu, probabilmente partite di calcio non se ne giocherebbero più. Sarebbe una buona cosa, perché così qualcuno capirebbe definitivamente che non si può andare allo stadio e fare bu perché c'è un giocatore che ha un colore della pelle diverso da non so cosa, quale parametro. Quando la critica o l'insulto va nei confronti del colore della pelle piuttosto che della razza, eccetera, questo sicuramente è un motivo per cui va fermata la partita e va mandati a casa tutti quanti. Questo sicuramente. Però diciamo, uno che gioca a calcio con 80.000 persone che possono assistere a una partita come può essere il San Siro, cioè che all'interno dei vari cori non ci possa essere un bu, non ci possa essere un fischio, può anche starci, e penso che chiunque gioca a calcio sappia che ma infatti fa parte secondo di una partita. Me più che i fischi, che non ho neanche guardato la partita quindi non
Sono preoccupanti le reazioni politiche che ci sono state a Come questi ripeto, fischi. cioè Balotelli non si La è mai dichiarazione di contraddistinto. questo personaggio che sedicente leader della tifoseria veronese e le dichiarazioni quantomeno ambigue del sindaco che pare quasi volere coprire questa cosa qui, si dica una parola chiara. Io le dichiarazioni Io le dichiarazioni del sindaco fino adesso non le ho sentite, cioè abbiamo sentito le dichiarazioni dell'Ultra, ma le dichiarazioni successive alle dichiarazioni dell'Ultra non ho avuto modo di sentirle. Quando Sguarina dirà io non ho nulla a che fare con Forza Nuova, con Fortezza Europa e con tutta una serie di organizzazioni fasciste, a quel punto avremmo veramente tolto qualsiasi dubbio. Fino adesso purtroppo non l'ha detto e purtroppo mi risulta che in quella città la maggioranza di governo in qualche modo interagisca anche con questi ambienti e io considero questo assolutamente una cosa inaccettabile. L'Italia voleva dire qualcosa? No, appunto volevo dire che la piega che ha preso la vicenda va al di là del personaggio Balotelli e se poi ci sia stato o non ci sia stato il boom, perché come diceva Ferrari, le parole del capo degli Ultras e del sindaco hanno, come dire, si sono espresse su quello. Allora, se di fronte a atteggiamenti xenofobi, ripeto, razzisti, bisogna essere chiarissimi. Le dichiarazioni del sindaco sono di ieri. Sguarina fondamentalmente ha detto non ho sentito cori e non voglio che venga fatto il termine fascio, questo è il concetto. Inseriamolo anche in un contesto temporale. Però non ha preso distanza. Le dichiarazioni di Sguarina sono di ieri. Io ieri guardando i telegiornali, gli stessi telegiornali, gli stessi media Sguarina avrebbe potuto dire io con questo personaggio qui non c'entra con Verona, non c'entra niente con la città di Verona. Ha detto dove l'ha detto sottovoce, si capisce. Perché... Allora, c'è la pubblicità, chiudiamo qua allora la vicenda razzismo-antisemitismo, entreremo allora subito nella questione tasse, sperando che nel frattempo la senatrice Sbrollini ci raggiunga. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora, intanto la prima notizia è che ci ha raggiunto la senatrice Sbrollini. Buonasera. Buonasera, ce l'ho fatta. Buonasera, ce l'ha fatta. Adesso si spiegherà tutto l'itinerario che ha fatto e come è fatto a trovarsi a Conegliano. Mi pare di capire che si è trovata da quelle parti. Va bene. Allora, chiudiamo la questione razzismo, antisemitismo, sentendo anche un po' la sua opinione e poi andiamo direttamente sulle tasse. Allora... molto semplicemente, in due secondi, io condivido quello che è stato detto poco fa dalla Lega di Serie A, cioè queste persone, che sono poche e vanno individuate perché mai denunciare o immediatamente accusare un'intera città per quello che è accaduto, queste persone vanno individuate e non devono entrare più negli stadi, punto. Quindi, ci porta questa notizia fresca, insomma. Fresca proprio di qualche minuto fa, ero in contatto con Di Siervo, l'amministratore delegato della Lega di Serie A. Quindi allora, la Lega dice, raccolta il nostro appello a queste persone, ma anche il capo Ultra Castellini che oggi è uscito con quello che ha detto, si è capito? Allora non sono entrati diciamo nei particolari, però la polizia sta individuando i responsabili, la Lega di Serie A è molto dura da questo punto di vista e quindi ha detto non entreranno più negli stadi. Io condivido questa posizione. E questa è una notizia insomma, che ci porta e che ci arriva fresca. Allora, chiudiamo la questione razzismo-antisemitismo perché nel frattempo c'è una considerevole battaglia in corso sulle tasse. Guardiamo Luigi Di Maio in Cina cosa ha detto. La cosiddetta plastic tax è prima di tutto una tassa che aiuta finalmente l'Italia a convertire la propria produzione e a inquinare di meno. Dopo tanti anni in cui si è parlato dell'effetto della plastica nei mari, dell'effetto della plastica sull'inquinamento mondiale, l'Italia ha deciso di cominciare una conversione veloce del proprio sistema produttivo. Come lo fai? Con la fiscalità. È chiaro che da una parte tassi i prodotti più inquinanti, dall'altra con quei proventi devi aiutare le aziende a convertire la propria produzione. Oggi il dibattito sulla plastic tax è se farla partire oppure no, se fa perdere voti oppure no. Io dico soltanto che i politici guardano le prossime elezioni.
Allora, questo Luigi Di Maio. Allora, partiamo da Enea Svolini, insomma, anche perché insomma, ha avuto poca occasione per parlare. Peraltro, Italia Viva, Matteo Renzi in questi giorni, insomma, ha picconato molto sulle tasse gli stessi compagni di maggioranza, e questo ha creato non pochi attriti, ovviamente, soprattutto con il Partito Democratico. Addirittura sulla pagina Facebook del partito, se non sbaglio, c'era questa immagine, questo messaggio, c'era chi era no tax e no tap, noi siamo no tax, e quindi era una visione, insomma, che i Baligni hanno detto ma sembra più uno slogan di Berlusconi che di Renzi questo. Allora, le tasse, la tassa sulla plastica, la tassa sulle bevande zuccherate, la sugar tax, anche sulle cartine, fra poco vedremo un caso particolare a Treviso. Perché secondo voi sono sbagliate? Ma allora guardi, prima considerazione, noi sosteniamo lealmente questo governo. Siccome è una manovra importante di 30 miliardi di euro, di cui 23 per congelare il non aumento dell'IVA, siamo anche consapevoli però che microtasse possono essere davvero dannose, lo abbiamo sentito anche dagli stessi sindacati, dalle stesse imprese, no? Quindi per esempio per noi la tassa sulla plastica, come quella sulle bibite, come non ne parliamo quella sulle auto aziendali, sono tasse che consideriamo sbagliate, prima di tutto perché abbiamo detto che non vogliamo nuove tasse e quindi questo non è uno slogan ma è un voler lavorare in questo senso. Secondo, perché ci sono le risorse per poterlo fare, nel senso che basta spostare, posticipare di soli 2 mesi la riduzione del cuneo fiscale da luglio a settembre per avere risorse che ci permettono di evitare queste tasse che sono microtasse, nel senso che sono piccole cose se vogliamo, ma che possono invece danneggiare fortemente quei settori interessati. Allora, noi pensiamo che basti posticipare di 2 mesi per ottenere un effetto il cuneo fiscale, positivo. quindi l'anno prossimo, da fine a ottobre. Solo 2 mesi dopo. Questo non significa essere contro qualcuno, significa che significa spostare risorse dai lavoratori a pochi imprenditori. Scusate, no, parliamo di parliamo di 2 mesi. Il cuneo fiscale va anticipato a gennaio piuttosto che posticipato a settembre. Guardate, siccome qui non siamo né contro i lavoratori né contro le imprese, anche perché non ci sono nemici. Quando si parla di lavoro, se stanno bene gli imprenditori, stanno bene anche i lavoratori, quindi questo per me è un binomio che non si può dividere in nessun modo. Io sto dicendo un'altra cosa, che ci permette semplicemente soltanto di fare un'operazione che va nella direzione di non avere tasse, nuove tasse, che vanno a compromettere anche posti di lavoro, perché se le aziende entrano in difficoltà, di conseguenza abbiamo un effetto negativo sui lavoratori. Oltretutto, e finisco, vorrei anche far notare che quello che si recupererebbe sarebbe davvero poca cosa, perché dalla plastic tax si andrebbero a recuperare solo 200 milioni di euro e dalle bibite lo stesso, cioè parliamo di 400 milioni di euro. Allora, siccome a differenza della scorsa legge di bilancio, che è arrivata blindata in Parlamento, questa è una manovra che sarà proprio domani, sarò al Senato e inizieremo l'iter nelle commissioni competenti, ci permetterà di migliorarla e modificarla negli aspetti che noi riteniamo ancora più. Magari riusciamo a trovare altre risorse per anticipare il cuneo fiscale. Io credo che proprio si vuole essere leali con una maggioranza, con una maggioranza di governo, si rispettano anche gli accordi fatti. Dopodiché va detto che questo governo, noi qui stiamo parlando di microtasse, cominciamo col dire che questo governo taglia una macrotassa che ci ha lasciato in eredità Salvini e il passato governo, che è quella della stabilizzazione dell'IVA, che vale 23 miliardi. Allora, siccome appunto ci eravamo lasciati con Salvini che chiedeva pieni poteri ad agosto, senza sapere come andare a fare questa manovra, intanto questo governo diciamo che toglie una macro tassa, stiamo parlando di microtasse poi, no? Dopodiché
Sulla questione della plastica, bisogna essere un po' coerenti anche nella vita. Non possiamo applaudire i giovani che riempiono le piazze perché chiedono un cambiamento nella politica di rispetto dell'ambiente, di avviare politiche di sostenibilità ambientale, di modificare le produzioni, e dopodiché appena proviamo a fare una misura che vuole incentivare una riconversione industriale per cui risparmiarci dall'invasione delle plastiche. Abbiamo appena approvato alla Camera la legge Salvamare, appunto, per consentire ai pescatori di raccogliere le plastiche che inquinano i mari, eccetera eccetera, e adesso ci fermiamo di fronte a questa cosa. Tra l'altro mi pare che il Ministro dell'Economia abbia detto che c'è la disponibilità a rimodulare, a sedersi al tavolo con tutte le categorie per trovare un modo che incentivi magari. Però ha detto non è una marcia indietro, insomma. Non è una marcia indietro, perché ci saranno, io spero si trovi il modo per trovare anche degli incentivi per le riconversioni tecnologiche delle aziende, per accompagnarle in queste politiche, che non possiamo tirarci indietro di fronte a questa sfida. Questa cosa è impensabile. Per cui questo è un governo che toglie una macro tassa. Lei dice, insomma, è inutile, guardate il pelo nell'uovo. Dopodiché, un'altra questione. Mi pare bizzarro questa proposta di voler far slittare il cuneo fiscale, che significa, il cuneo fiscale, i telespettatori devono saperlo con chiarezza, significa dare respiro, dare un aumento a 15 milioni di lavoratori dipendenti. Questo sta facendo questo governo, toglie la macrotassa e si rivolge ai lavoratori dipendenti dicendo: questo benedetto cuneo fiscale di cui da tempo si dice di intervenire sulle tasse del costo del lavoro, finalmente lo interveniamo a favore dei lavoratori, dei più deboli. Boff, poi Ferrari, poi continuiamo il giro. Boff. Allora, intanto vi è da dire che la fiscalità serve per prelevare dei soldi dai cittadini verso lo Stato e non ha nessuna politica di carattere ambientale. Le politiche di carattere ambientale si fanno ad esempio come in Germania, dove sulle bottiglie di plastica c'è una cauzione, uno deve riportare la bottiglietta di plastica dove ha preso l'acqua o dove ha preso la bibita senza applicare nuove tasse. Una semplice cauzione sulla bottiglia di plastica, si risolve il problema senza andare a gravare. Vogliamo fare una legge seria sul packaging della grande distribuzione? Facciamo una legge seria sugli imballaggi, sul packaging a questo punto, ma non serve mettere una tassa nuova. Come ripeto, la tassa non risolve il problema ambientale, posto il fatto che comunque quelle masse di plastica di cui parla Greta provengono anche da paesi come la Cina e l'India. Noi siamo tra i paesi che recuperano molto quelli che sono i nostri rifiuti, e quindi quelle plastiche che troviamo negli oceani probabilmente non provengono proprio tutte dall'Italia. Vorrei vedere se la Cina e l'India mettono la plastic tax. Detto questo, non è con nuove tasse che si risolvono i problemi del nostro paese. I problemi del nostro paese sono quelli di creare sviluppo, di dare respiro alle nostre imprese, che le consenta di investire e di crescere attraverso la riduzione delle tasse, attraverso la flat tax, quindi una tassa chiara, semplice per le nostre imprese, per consentirgli di lavorare. Come farlo? Chiedendo semplicemente in Europa, o prendendocela, visto che siamo tra i stati fondatori, quella flessibilità che viene concessa a Germania, che viene concessa a Francia, che viene concessa a moltissimi altri paesi d'Europa, e non capisco perché l'Italia non possa avere la stessa flessibilità che hanno gli altri stati d'Europa, e siamo costretti ad applicare tasse completamente assurde, perché, ripeto, mettere una plastic tax per recuperare 200 milioni di euro, rimettere una sugar tax per recuperare 200 milioni di euro, e poi mi si dice che con 400 milioni di euro si recupera quello che è il gap di 23 milioni del cosiddetto aumento dell'IVA, cioè, voglio dire, matematica la sanno anche a casa, non è che ci voglia tanto per capire che quello non copre l'altro. Ecco, e quindi l'Italia ha bisogno di una manovra coraggiosa che sia volta allo sviluppo. Cioè dobbiamo dare respiro, semplificazione burocratica, che le nostre imprese stanno soffocando dalla burocrazia, e invece ci stiamo impegnando a fare leggi, perché anche queste leggi che poi introducono nuove tasse eccetera non fanno altro che creare complicazioni a quello che è il sistema delle nostre aziende e il nostro sistema produttivo. Noi dobbiamo semplificare il sistema produttivo, lasciar lavorare i nostri imprenditori, ridurre le tasse, e attraverso lo sviluppo creeremo posti di lavoro, daremo reddito ai nostri lavoratori
e consentiremo al nostro Paese di ridurre quello che è il debito, ma attraverso la crescita, non attraverso l'introduzione di sempre nuove tasse. Selicani però ha detto che abbiamo sterilizzato l'IVA, era un incubo quello. Però se non bloccavi appunto l'IVA ci vogliono 23 miliardi. La manovra di frente, quindi l'abbiamo bloccata. Maggiori spazi di flessibilità. Quindi vengono concesso il 4%, il rapporto 4% deficit-PIL che viene concesso alla Francia, lo si concedeva anche all'Italia al posto del 2,2, avevamo 1,8 di margine di manovra ancora che consentiva di sterilizzare l'IVA e di fare anche una manovra espansiva. Se ci fosse stato un altro governo, chiudiamo un attimo sulle tasse e poi partiamo in giro. Allora, vado proprio diretto, meno tasse per tutti, un tubo. Meno tasse innanzitutto per chi le paga fino all'ultimo centesimo. Faccio presente che in questo Paese lavoratori dipendenti e pensionati con la ritenuta alla fonte fino all'ultimo centesimo garantiscono oltre il 90% del gettito IRPEF, l'unica tassa progressiva. Tutti gli altri redditi, capitali, patrimoni immobiliari, eccetera, 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 sono flat. È ora di finirla. Il segnale di riduzione delle tasse sul lavoro dipendente è sacrosanto. Giù le mani da quel cuneo fiscale, per cortesia, sul quale peraltro Conte e il governo si è impegnato con noi di fare un primo step, per noi insufficiente, 3 miliardi, ma è un primo step che raddoppieranno l'anno prossimo, in un'idea di abbassare, per così dire, le tasse sul lavoro dipendente e le pensioni, anche destinando i frutti della lotta all'evasione fiscale, altra cosa sacrosanta in un paese che ha 107 miliardi annui di evasione fiscale, 35 miliardi di evasione IVA, 37 miliardi di evasione da lavoro autonomo. La dico brutalmente, tanto per dire. Ora, siccome la flat tax è stata confermata fino ai 65.000 euro, Industria 4.0 è stata confermata come era in precedenza e così via. La cedolare secca sugli affitti al 10% è stata pure confermata, tutte flat tax, scusatemi, ma pensare di mettere in discussione il cuneo fiscale spostandolo in avanti quando invece bisognerebbe anticiparlo già, noi diciamo da gennaio, io trovo un'idea di redistribuzione francamente discutibile. Tenendo presente che ogni anno noi spendiamo 14 miliardi di trasferimenti e incentivi alle imprese. Beh, si va da lì a risolvere questo problema della plastic tax, che è un po' surreale, perché stiamo parlando di una misura assolutamente di impatto nel bene o nel male marginale, stiamo parlando di un tema reale, perché come veniva detto prima, di fronte... Lei dice non servirà a cambiare la situazione? Ma non è che non servirà a cambiare la situazione, il punto è un altro. Il tema della riconversione del nostro apparato produttivo in termini di maggiore sostenibilità ambientale e di innovazione è un grande tema strategico. Ora, è chiaro che questa non è la misura che affronta, però quello che noi diciamo, serve innanzitutto una politica industriale. Ora, non è che ci stracciamo le vesti su questa cosa qua, anche se può avere degli impatti, andrà rimodulata, immagino, non è quello il punto. Però non andiamo a prendere i soldi ai lavoratori perché francamente questo proprio non c'è e non va bene. Ma ci mancherebbe, ma detto, credo che nessuno sia questo, il tema vero qual è? Questo. Una politica industriale che accompagni e sostenga una riconversione nel nostro apparato produttivo, perché se non fai questo le reazioni a partire dai lavoratori sono del tutto naturali, perché ognuno cercherà di difendere il proprio lavoro e la propria situazione attuale. Se tu non gli indichi e non gli dai un percorso di riqualificazione e di riconversione che gli garantisce una prospettiva. Noi pensiamo che queste condizioni ci siano tutte e che bisogna prendere con decisione la via della sostenibilità ambientale, anche a partire dalla plastica. Stiamo parlando di plastica monouso, stiamo parlando di aziende che non esportano, esatto, e la maggior parte della produzione di questa plastica è per le esportazioni. Stiamo parlando di aziende che non usano il, come si dice, il materiale biodegradabile. Ora, si troveranno le soluzioni, però francamente polarizzare la discussione politica su una micromisura di impatto assolutamente marginale mi sembra quantomeno una cosa, insomma, che non... Però vi faccio vedere un'altra cosa, certo sono microtasse, però ricascano un po' sul concreto. Parliamo delle tre, diciamo, di cui si è parlato. Quella tassa sulle auto aziendali è un'altra questione aperta, la sugar tax, poi c'è la tassa che può sembrare la meno, diciamo,
è importante sulle cartine per le sigarette, la Drum Tax, perché prende il nome dalla famosa marca. Ebbene, guardate cosa succede a Carbonera, dove un'azienda di fronte a questa tassa in manovra, se viene confermata, se rimarrà così com'è, congela 140 assunzioni che aveva nel suo piano. Guardate. Noi abbiamo un piano di sviluppo che era stato approvato per un'assunzione di 140 persone nel prossimo triennio tra dipendenti diretti qui nella sede di Treviso e agenti sul territorio. A seguito delle notizie sulla nuova finanziaria, con l'introduzione di questa tassa sulle cartine e sui filtrini, abbiamo al momento dovuto stoppare questo piano di sviluppo. Marco Fabbrini è l'amministratore delegato di ITA, azienda di Carbonera che si occupa di commercializzazione nel mondo del tabacco trinciato, cartine e prodotti per le tabaccherie e cartolerie. La sua, come altre imprese del settore, non nasconde la preoccupazione per i contenuti della manovra finanziaria. In particolare sotto esame la cosiddetta tassa sulle cartine e in generale sugli accessori per il tabacco trinciato. Previsto infatti un aumento del 4% sulle tasse sul tabacco e un'ulteriore nuova tassazione degli accessori che porterà ad un incremento fiscale totale del 12%. Secondo le stime di ITA, su un pacchetto il rincaro non sarà inferiore all'80%. Noi su un fatturato generato stimato di 5 milioni e mezzo andremo a dover versare una tassa di 5 milioni e 300 mila euro. La tassazione sulla vendita di tabacco dal punto di vista etico non è sbagliata, continua Fabbrini, ma ci sono modi e modi per applicarla. Una gradualità della tassazione nel tempo, prima di tutto, e secondo anche il metodo di controllo di come viene questa tassa applicata. Questa tassazione, secondo ITA, potrebbe avere altre conseguenze. Con questa metodologia che viene introdotta ci sarà un grande spazio per poter far sì che ci sia un'entrata di prodotto illegale dall'estero e con una vendita che poi va a ridurre il fatturato delle aziende che operano in modo sano, e le entrate dello Stato previste sicuramente non saranno quelle che sono state messe in finanziaria. Una tassa che, se non sarà modificata, conclude Fabbrini, avrà un significativo impatto sull'economia aziendale. C'è il rischio di una diminuzione del fatturato. Noi abbiamo stimato un 50% in meno di fatturato per l'anno prossimo se rimane la tassa così come adesso, e ovviamente diminuendo il fatturato c'è la possibilità che invece di fare un piano di espansione dobbiamo fare un piano di riduzione. Adesso vengo da voi, Sbrollini, che effetto le fa? Beh, è chiaro che quando si tocca qualsiasi settore c'è una reazione, però io penso anche che su una questione come questa, che sappiamo quanto il fumo faccia male alla salute degli italiani, dei cittadini, credo che ci sia poco da dire. È ovvio che ha ragione magari quando parla di gradualità, questa è una cosa sicuramente su cui in Parlamento cercheremo di capire le modalità di come agire. Io non voglio chiudere, perché è un settore comunque che lavora, è importante, però certamente dobbiamo scegliere anche quali debbano essere le priorità. In questo momento penso che le priorità siano altre, per esempio se siamo riusciti a trovare i soldi per abolire il super ticket, che invece è una questione molto seria, mettiamo 2 miliardi di euro in più sul Fondo Nazionale della Sanità, si ripristina il fondo per le disabilità e la non autosufficienza, parliamo di Family Act, quindi rimettendo al centro le famiglie, quindi con un assegno universale per i nuovi nati, il bonus bebè e altre misure, altri servizi a favore delle famiglie. Io credo che una manovra così complessa, in una situazione così difficile, dove appunto abbiamo detto 23 miliardi sono serviti su 30 a congelare l'aumento dell'IVA, abbiamo scelto di investire su priorità che per noi sono importantissime, come appunto le famiglie, la centralità della persona, chi sta peggio, quindi disabilità, non autosufficienza, sanità. Ferrari, che effetto le fa vedere questo imprenditore che dice io devo ripensare e eventualmente non fare un piano di espansione ma un piano eventuale di riduzione, devo programmare eventualmente qualcosa del genere? Ma con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, non conosco nel dettaglio, diciamo così, quella realtà.
i numeri mi sembravano francamente un po' discutibili, perché un effetto di una tassazione sui ricavi, come diceva quell'imprenditore, mi sembra praticamente impossibile. Allora, detto questo, è evidente che le scelte fiscali poi hanno delle ricadute, però qua è inutile che ci giriamo intorno: o si alza l'IVA, e sono 580 euro medi di rincaro a famiglia, tutte, lavoratori, pensionati, redditi bassi comprese, perché da lì partivamo, 23 miliardi da trovare, oppure si scelgono altre fonti. Ora, che non si possa tassare il tabacco e tutta la filiera... Le cartine in questo caso. Vabbè, ho capito, capisco, poi il Parlamento valuterà, sicuramente questo imprenditore, come tutta la filiera, avrà modo di esprimere le sue, diciamo così, come dire, criticità, eccetera, eccetera. Però il tema è sempre quello, cioè qui non è che c'è una questione, inutile che ci giriamo intorno, fare una manovra nel giro di un mese, in fretta e furia, con l'eredità pesante di meno 23 miliardi che si scaricavano pesantemente, brutalmente sui consumi e sui redditi degli italiani, non è una cosa facile. Certo. Bisogna fare delle scelte. La scelta che noi ovviamente abbiamo giudicato positivamente è stata quella di non alzare l'IVA, di ridurre le tasse sul lavoro, e noi ci aggiungiamo anche sulle pensioni, perché c'è anche quell'aspetto lì, perché i pensionati in Italia sono tra quelli che pagano più tasse in tutta Europa. Ma riceveranno 3 euro in più all'anno. E questo è un altro tema, L'anno scorso gliene avete tagliati 3 miliardi, quindi insomma qua, da questo punto di vista, insomma, eviterei anche delle contrapposizioni, perché c'è una bella trasversalità. Detto questo, è evidente che stiamo parlando, lo ripeto, ma non per mancare di rispetto a queste realtà, ma davvero di provvedimenti marginali. Cioè, i temi sono tutt'altri, però e poi magari nel corso della serata dirò io qual è, il tema della almeno dal mio plastic punto di tax vista. sta mettendo in fibrillazione anche un esponente del PD, che è il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, che insomma è una regione dove il settore si produce il 65% delle plastiche. E lui si è detto non molto favorevole a questa cosa, qui preoccupato, ed è un esponente del PD. Questo come vi fa stare? Ma come vi pone? Come dicevo prima, appunto, c'è la disponibilità del governo, del ministro Gualtieri, che l'ha già manifestata, di aprire un tavolo di confronto per capire come rimodulare eventualmente l'applicazione della tassa senza fare marcia indietro, ma appunto venendo incontro a quelle che sono le esigenze anche dell'impresa specifica. Però io vorrei concentrarmi più sulla difficoltà appunto di fare la manovra che è stata fatta, che io credo che il governo nella situazione data ha fatto un mezzo miracolo, a trovare, a sterilizzare i 23 miliardi dell'IVA, che significa appunto aver consentito ad ogni famiglia di risparmiare 500 euro a testa, ha tolto il ticket, come vi ricordavo prima, sulla sanità e investito nel Fondo Sanitario Nazionale, cosa che non si faceva da un sacco di tempo. Io credo che solo queste cose, aggiunte alla riduzione delle tasse sul lavoro, una manovra che dà intanto un indirizzo chiaro a chi si vuole rivolgere. Si vuole rivolgere anzitutto ai cittadini, alla povera gente, alle persone più in difficoltà. Resta il nodo, questo lo dobbiamo dire con chiarezza, sulle pensioni. Non possiamo più continuare a dimenticarci dei pensionati, perché i pensionati sono quelli appunto che assicurano poi le tasse che vengono sempre pagate. 3 euro sono niente, sono niente, ma in queste condizioni questo è Lei quello dice, che è dato. sostanzialmente la gente non si è resa conto del pericolo che abbiamo scampato, questo è il concetto. Però vede solo... Confermiamo anche quota 100. Però il fatto, adesso arrivo anche da Boffi, il fatto che con tutte le ci si concentra anche molto riserve che tanti di noi hanno, sulla polemica di queste tasse, è una polemica innescata un po' anche da, se vogliamo, anche mediaticamente un po' da Renzi. Allora c'è il paradosso che un vostro alleato di governo
diciamo, apre un fronte di polemica su una questione che voi ritenete in qualche modo secondaria. Ma guarda, su questo io voglio essere molto chiaro. Secondo me dà fastidio. Renzi sta sbagliando e deve stare attento a non tirare troppo la corda, perché poi se salta tutto, se salta il banco, poi sono problemi per gli italiani, non mi preoccupo certo. C'è il rischio che salti il banco? Beh, io spero di no, e mi spero che prevalga il senso di responsabilità e il rispetto degli accordi presi. Dopodiché io credo che di questa cosa del partito di Renzi, che era nell'aria da mesi e mesi e mesi, e che a un certo punto appunto è venuta fuori qualche settimana fa, io credo che questo, se avrà l'obiettivo, come io mi auguro, di allargare il campo del centro-sinistra, e non di restringerlo, di allargare il campo del centro-sinistra, poi io credo che avrà un effetto benefico per la coalizione che andremo a costruire per le prossime sfide elettorali. Quindi come fu detto Gianni Letta, potete stare sereni. Dobbiamo essere chiari che adesso Renzi ha fatto un altro partito. Cioè non è che c'è che è un... No, ha fatto un altro partito sostenendo il governo. Sostiene il governo e deve sostenerlo lealmente. Questo è, e deve rispettare gli impegni presi e gli accordi di maggioranza. Non può fare gli accordi la sera e la mattina dichiarare alla stampa che non è più d'accordo. Ma infatti la faccio perché come le faccio commentare, se abbiamo tempo prima della pubblicità, le faccio commentare le parole al vetriolo di un altro fuoriuscito dal PD, ma molto critico con Renzi, e cioè Carlo Calenda, che parla proprio di Renzi e di questa polemica sulle tasse. Sentitelo. C'è un piccolo dettaglio però, che Italia Viva le ha votate queste tasse, le ha votate nel Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha mandato la manovra in Parlamento con queste tasse, all'inizio col salvo intese, poi tutti i ministri hanno firmato, quindi senza salvo intese, quindi i ministri di Italia Viva l'hanno votata. E allora in che modo questo modo di fare politica può aiutare i riformisti contro i sovranisti? Noi, vedete, abbiamo un problema, anzi ne abbiamo due. Il primo è il fatto che il Partito Democratico è a ricasco del Movimento 5 Stelle su tutte le scelte fondamentali, ma il secondo è il fatto che Matteo Renzi sta ricominciando a fare il furbetto del quartierino. Quindi prima vota le cose nella manovra in maniera che il governo si scopra e poi la critica pubblicamente. Non è un modo di fare serio, non è un modo di fare affidabile. Allora, così Carlo Calenda, senatrice Sbrollini, a lei mi spiace la replica. Sentire da un po' di tempo le parole di Calenda, persona che io stimo e persona che ho sostenuto lealmente insieme a tanti miei colleghi durante le elezioni europee. Mi dispiace che ci sia questo antagonismo o voglia eccessiva di protagonismo anche da parte sua, perché io non credo che le cose stanno così, tutt'altro, perché intanto queste cose sono state dette all'interno del Consiglio dei Ministri, nelle riunioni di maggioranza, primo. Secondo, proprio perché, come ho detto all'inizio, è una manovra che sarà discussa già da domani nelle commissioni competenti, ci sarà modo per fare proposte. Non c'è, ma infatti non diciamo questo. Poi chi toglie si prende il merito di aver tolto. Allora, io non sono abituata a fare polemiche e non mi interessa fare, sinceramente, polemiche assolutamente sterili, mi interessa arrivare all'obiettivo. Allora, Renzi è stato uno dei protagonisti per fare questo governo, okay? Quindi non c'è nessun interesse a staccare la spina, come si usa dire in questa cosa. Siamo al governo lealmente e cercheremo di dare il nostro contributo per migliorare alcuni provvedimenti con proposte emendative. Questo non significa mettere in discussione la manovra, significa che su alcuni temi possiamo dare, secondo me, un apporto positivo, a cominciare dai temi di cui stiamo parlando. La ministra Bonetti, che appartiene a Italia Viva, sta facendo un provvedimento serio che si chiama appunto Family Act, che è un provvedimento che va a difesa, a tutela delle famiglie. Non mi sembra una cosa negativa dentro il governo. Io non vorrei che ci fosse sempre la preoccupazione o l'alibi
da parte di alcuni di vedere in Renzi il nemico. Il nemico per noi non è questo governo, non è il Partito Democratico, lo diceva bene anche Nicola prima. Noi vogliamo essere un valore aggiunto, cioè vogliamo allargare il campo a quelle persone che in questi anni non si sono sentite più rappresentate da nessun partito, ma ci sono dei confini. È evidente che non saremo mai dalla parte dei sovranisti e lavoreremo per consentire a questo governo di avere quella stabilità che merita, però migliorando anche alcune situazioni. Allargare in campo e non restringerlo. Pubblicità, poi ripartiremo di nuovo dalle tasse. Daremo battaglia per cancellare più tasse, microtasse, megatasse e cazzate possibili. E quindi, se necessario, li terremo giorno e notte chiusi in Parlamento, perché di tutto l'Italia ha bisogno in questo momento, fuorché di nuove tasse. Le tasse sulla plastica, le tasse sugli eurodiesel, le tasse sulla casa che rischiano di aumentare, la tassa sugli alimentari, perché la tassa sulla plastica significa pagare di più quando si va a fare la spesa, e quindi li terremo, se serve, giorno e notti, chiusi in Parlamento. Allora Salvini, in mezzo alla bufera di neve, promette di tenerli tutti quanti in Parlamento giorno e notte. Boff. Beh, fino adesso diciamo, c'è riuscito. Ho visto anche, ad esempio, che non era mai successo fin d'ora che il Parlamento rimanesse aperto sotto Ferragosto, e c'è riuscito, quindi voglio dire... Per uno che ha il 98% di assenza in Parlamento, lo abbiamo visto almeno in agosto. Comunque il suo mestiere da segretario del Movimento lo sa fare anche in termini politici, e i numeri ci stanno dando ragione. Ha perfettamente ragione, lo sostenevo anche prima quando dicevo che il nostro Paese non ha bisogno di nuove tasse, e soprattutto se non parliamo di una rivoluzione fiscale, ma parliamo fondamentalmente di tanti piccoli balzelli, tante piccole tasse. Ricordiamo poi anche una cosa che in Italia è veramente anomala rispetto a tutto il resto d'Europa: poi la difficoltà che hanno le imprese nel pagare le tasse. Se pensiamo anche semplicemente solo ai bolli auto, dove la macchina per la verifica, il controllo, il recupero dei bolli auto a volte è talmente macchinosa e costa talmente tanti soldi che si mangia una parte dell'introito fiscale. Quindi il fatto di creare nuove tasse non vuol dire solo la nuova tassa, poi ci vuole una procedura per andare a pagarla, degli adempimenti, e tutte cose che vanno ad aggravio delle imprese. Prima vedevamo la parte relativa al fumo. Io parlo da fumatore, quindi ho nell'obiettivo il fatto di smettere, perché è cosa buona e giusta, ma prima o poi ci riuscirò. E fondamentalmente sul tabacco bisogna anche tener conto dei danni a livello sanitario che il tabacco provoca, perché logicamente mi ricordo quando sono andato ad operare il setto nasale, gran parte delle persone che erano nel reparto, che erano operate la laringe eccetera, non ce n'era uno che non fumava, quindi quasi tutti fumatori. Detto questo, quindi sul tabacco c'è un ragionamento da fare. Il fatto del tabacco, una considerazione che magari non mi spetta, però c'è da precisare che il tabacco sfuso, le famose cartine eccetera, godono attualmente di un trattamento fiscale diverso da quello delle sigarette confezionate, che hanno una tassazione nettamente superiore. Ma come ripeto, cioè, le tasse sul tabacco non le critico, perché secondo me il fumo ha delle implicazioni poi in termini sanitari molto importanti, e quindi è giusto che ci sia un costo. Anche e possibilmente che lo Stato cerca di dissuadere il più possibile la gente al consumo del tabagismo. Ferrari, Pellicani prima diceva, insomma, noi stiamo cercando di fare, abbiamo fatto una manovra che è un mezzo miracolo. Secondo voi è una manovra da migliorare ancora? Sì. Soprattutto sulla questione pensioni, insomma, l'ha messo lo stesso Pellicani, insomma, che quello è il fronte su cui siccome il sindacato si misura ogni giorno in maniera molto concreta con i problemi e le condizioni delle persone, noi non facciamo demagogia. È del tutto evidente che questa manovra nasce con dei vincoli, dei paletti, degli spazi strettissimi dati dall'eredità, ripeto, i 23 miliardi, e dati da parametri europei che il giorno dopo l'approvazione della manovra io penso e spero e auspico
che il nostro governo, in una maniera intelligente, ricercando le alleanze e puntando soprattutto su quella green economy e sugli investimenti, riapra una discussione in Europa, perché sennò non usciamo fuori. Abbiamo un'altra clausola IVA, 18 miliardi per l'anno prossimo già pronti. Andremo avanti in maniera infinita. No, basta la sterilizzazione dell'IVA, perché come le ripeto, il governo passato nel 2018 ha sterilizzato esattamente 22 miliardi di IVA. Dopodiché noi abbiamo messo al centro della nostra rivendicazione con il governo Conte 1, riproposta tale quale con il governo Conte 2, il tema fiscale. Noi diciamo due cose. Primo, progressività fiscale, altro che flat tax. Noi abbiamo bisogno di far pagare meno tasse a chi ha redditi minori e più tasse a chi è più ricco. Tanto per capirci, esattamente la filosofia contraria alla flat tax. Se le pagassero tutti, esattamente alla filosofia. Due, una lotta serrata all'evasione fiscale, che è uno scandalo, che è indegna di un paese civile europeo. 107 miliardi, lo ricordavo prima. Questo è un problema. Poi ci lamentiamo del debito pubblico, ci lamentiamo degli interessi sul debito pubblico, ma guardate che una delle grandi zavorre di questo paese è la dispersione di questi 107 miliardi. Se, non dico tutti, ma una buona quota fosse recuperata, noi avremmo, non so come dire, l'imbarazzo della scelta di come utilizzare questi soldi, anche perché, e dico quest'ultima cosa, la filosofia no tax si traduce in no welfare, perché non è che le tasse sono un accidente brutto e cattivo, un dispetto che si fanno nei confronti dei cittadini, sono lo strumento per finanziare un sistema di servizi pubblici e di redistribuzione. La sanità pubblica, sofferente, a rischio, definanziata pesantemente in questi anni qui, ha bisogno di investimenti. La sanità, la salute di ciascuno di noi, o vogliamo andare a finire come negli Stati Uniti, in cui se sei ricco te la paghi e se sei povero crepi. Due, la scuola pubblica, fondamentale, un'infrastruttura democratica e anche in termini di investimento, di innovazione, di crescita, di civiltà del paese eccezionale. Ma poi tutti gli altri servizi, il trasporto pubblico, la mobilità. Allora, non si può fare un discorso demagogico, meno tasse, via questo, via quell'altro, eccetera, a meno che non si dica onestamente, cari cittadini, vogliamo togliere le tasse alle imprese, ai più ricchi e vi togliamo i servizi. L'ho detta in maniera, se volete, un po' con l'accetta, ma questo è un po' il senso. Quindi, sia la progressività, ridurre le tasse al lavoro ai pensionati e ai redditi più bassi, comprese le partite IVA, perché io non faccio distinzioni da questo punto di vista qui, sì alla lotta all'evasione fiscale, e mi fa specie che ci siano resistenze da questo punto di vista. Capisco un certo tipo di categoria economica anche qui in Veneto che appena sentono lotta all'evasione mettono mano alla fondina, ma mi aspetto soprattutto da un governo orientato tra virgolette verso il centro-sinistra che la lotta all'evasione si inizi a farla e a farla veramente. Boffa, voleva... Allora, continuiamo a parlare di questa sterilizzazione dell'IVA per 23 o 27 miliardi che sembra il miracolo di Sant'Antonio. Ricordiamo che nel 2018 il governo giallo-verde ha sterilizzato 22 miliardi di clausole di salvaguardia per l'IVA senza tanti miracoli di Sant'Antonio, cioè si era detto che non aumentava l'IVA, è stato fatto anche nel 2018 tanto quanto quest'anno, quindi non è il miracolo di Sant'Antonio il fatto di aver sterilizzato l'IVA quest'anno, è esattamente quello che era già stato fatto anche l'anno scorso dal governo giallo-verde. Detto questo, però l'anno scorso avete fatto 12 condoni e sanatorie, allora, lei mi ha chiesto di non condoni fiscali, lei mi ha chiesto di non interromperla, sotto la neve a dire meno tasse, basta con i condoni fiscali, lotta all'evasione. Scusami. Mi scusi, io le ho detto che sono state salvaguardate anche l'anno scorso. Detto questo, che l'evasione fiscale sia da perseguire, questo è fuori da ogni dubbio. Che però bisogna applicare delle aliquote fiscali che molte piccole e medie imprese siano poi in grado di pagare, perché qua continuiamo a parlare di ridistribuire un reddito. Prima o poi il reddito da ridistribuire non ce ne sarà più, perché se non mettiamo un occhio su chi veramente il reddito e i posti di lavoro li producono, prima o poi non ci sarà più nulla da distribuire. Guarda poi, che il reddito lo producono i lavoratori, adesso lei non mi interrompe, perché se poi gli investimenti, non è che abbiamo la gentile concessione del lavoro, se poi gli investimenti nella scuola servono per consegnare ai paesi terremotati una scuola dove non ci sono gli alunni da metterci dentro, allora mi consenta di dire che forse quegli investimenti non servivano. Se gli investimenti sulla sanità servono per investire negli sprechi di alcuni
alcune regioni del sud rispetto a dei parametri standard che imponiamo noi in Veneto, allora posso dirgli che quello non servono. Posti letto tagliati in Veneto, le IPAB destrutturate in Veneto. Perché la gente delle altre regioni d'Italia viene a curarsi in Veneto. Mi spieghi perché la gente delle altre regioni d'Italia viene a curarsi in Veneto? Dice lei? L'unica regione d'Italia a non aver fatto la riforma dell'IPAB è il Veneto. E la Sicilia. Per onestà. Avendo però i migliori costi standard rispetto a tutte le altre regioni d'Italia sulla gestione della sanità, mi consenta. E questo non lo diciamo noi, lo dicono i numeri. I cittadini vedono liste di attesa. Abbiamo liste d'attesa, rette altissime, sappiamo benissimo le difficoltà delle persone non autosufficienti ad entrare nelle strutture, nelle case di riposo, perché le rette sono troppo alte. Fare la riforma delle IPAB, che aspettiamo da tanti anni, consentirebbe di avere una riduzione delle rette e quindi permetterebbe a molte famiglie di non avere i problemi economici che hanno oggi quando hanno un familiare che non sta bene, che non è autosufficiente. Tutto qui. Lancio la pubblicità per l'ultimo blocco, ripartiremo e ci agganceremo parlando di un altro tema fortemente legato anche alla questione sprechi, e cioè l'autonomia. Pubblicità. Il Paese non ha più creduto che nel Sud c'era un pezzo di sviluppo e questo si è tradotto in meno risorse ordinarie e una cattiva spesa delle risorse straordinarie. Quindi c'è anche un problema di responsabilità delle classi dirigenti meridionali nel non saper utilizzare adeguatamente le risorse destinate, in particolare le risorse europee. Siamo, come al solito, i dati lo dimostrano, alla rincorsa della spesa dei fondi, siamo a rischio su 2 miliardi di euro di finanziamento che vanno chiusi entro la fine del 2019 per evitare il disimpegno, quindi c'è senz'altro anche un gigantesco problema di qualità della spesa. Il reddito di cittadinanza di fatto è partito soltanto sulla parte dell'assistenza, non abbiamo nessun dato sul mercato del lavoro che dimostri la sua efficacia, quindi rimane un intervento sostanzialmente assistenziale che quindi andrebbe modificato nel corso di questa legge di stabilità per essere più efficace. Allora, così Luca Bianchi, Istituto di ricerca Svimez, che ogni anno dà il rapporto sul Mezzogiorno, che è tragico, la stima di Svimez dal 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno oltre 2 milioni di persone, la metà giovani fino a 34 anni. Il futuro si preannuncia peggiore, entro i prossimi 50 anni il Sud perderà 5 milioni di persone, soprattutto giovani istruiti. Il Mezzogiorno detiene il triste record della povertà assoluta. Avete sentito le parole di Bianchi, che ha parlato anche di grandi responsabilità della classe dirigente del Sud. Questo in qualche modo ci lega un po' non solo al reddito di cittadinanza, lo commentiamo subito, ma anche alla questione autonomia. Insomma, si è fatto un gran parlare in questi mesi delle polemiche anche con i ministri un po' del Movimento 5 Stelle, Provenzano, l'ultimo, che parlava della guerra nord-sud, con dal Veneto il governatore Zaia che diceva il divario già c'è e non è colpa dell'autonomia del Veneto. Allora, reddito di cittadinanza, Pellicani, è rimasto per adesso in sospeso, diciamo, no? Di fatto, insomma, noi l'abbiamo sempre detto, insomma, che il rischio del reddito di cittadinanza sarebbe stato quello di diventare una esclusiva manovra. A voi non è mai piaciuto? Beh, insomma, dobbiamo ammetterlo. Non ed è una delle concessioni che avete voluto fare un po' al 5 Stelle. Ma il tema è che andava costruito in modo diverso, perché alla fine si è rivelata solamente una manovra assistenziale, la conferma ci è arrivata adesso, mentre noi siamo a favore di un percorso formativo che effettivamente porti a rimettere nel ciclo produttivo i lavoratori e i disoccupati. Questo è il tema. Il problema è che diceva che quindi è un grosso, al di là di alcuni casi spot che si è visto di chi faceva lavoro nero e usufruiva di questo, e va bene. Però dopodiché va fatta una riflessione su questo, sull'utilizzo di queste risorse, che poi sono state molto meno di quelle che avevamo previsto. Sergio Rizza oggi su Repubblica scriveva che il problema è anche perché i decreti attuativi sono bloccati, quindi non essendo sbloccati questi decreti attuativi la cosa non va avanti. Questo è un altro problema, però noi nella manovra prevediamo già di rivedere... Ecco, come si cambia questa cosa, questa situazione di stallo? Esatto, intanto di rivedere, è già previsto nella manovra finanziaria, di rivedere il reddito di cittadinanza, proprio evitando
evitando quei comportamenti cosiddetti furbetti che hanno portato magari ad avere alcune persone che hanno usufruito di un reddito di cittadinanza immeritatamente. Come rivedere in che modo? Beh, rivedere intanto, io penso che proprio perché noi eravamo contrari fin dall'inizio a questo provvedimento, di riprendere un po' in mano il reddito di inclusione sociale, che appunto era invece una proposta che nasceva dai governi di centrosinistra, su cui c'erano già dei finanziamenti importanti, che prevedeva appunto di immettere le persone nel mercato del lavoro con percorsi formativi e quindi non assistenzialismo, ma aiutare la persona ad entrare nel mercato del lavoro. Quindi questo è già, diciamo, allo studio del governo. E Ma poi il Movimento 5 Stelle che dice? Perché per loro è un faro che il reddito di cittadinanza. Intanto li abbiamo accontentati su alcune cose perché stiamo dicendo non lo abbiamo eliminato, però va sicuramente cambiato rispetto a come ha funzionato finora. E stessa cosa per quota 100, rimarrà fino al 2021, anche qui abbiamo le nostre perplessità, ma sicuramente anche questo andrà rivisto in parte, certamente. Ma vedevo prima sul rapporto Svimez che si rischiano di perdere 2 miliardi di euro di fondi non impiegati che andrebbero impiegati entro la fine dell'anno, quindi praticamente già persi. Ci troviamo di fronte a una regione come il Veneto che ha impiegato quest'anno il 98% delle risorse date a disposizione dalla Comunità Economica Europea. Detto questo, questo per dire cosa? Per dire che se noi non premiamo quelle che sono le situazioni virtuose del nostro Paese e non cerchiamo di esportare il modello di virtuosità che c'è in alcune zone del nostro Paese verso altre zone, ma cerchiamo semplicemente di continuare a finanziare dove ci sono gli sprechi, l'Italia non potrà mai risollevarsi. Cioè le best practices, così come vengono dette all'interno del mondo delle aziende, all'interno del mondo dell'economia, vengono impiegate, cioè chi ha messo in piedi dei sistemi virtuosi le si esporta. E soprattutto è importante avvicinare quella che è la spesa, i centri di costo al cittadino. Ricordiamoci che dei fondi sbloccati anche dal penultimo governo, i fondi destinati ai comuni erano circa 1 miliardo di risorse destinate ai comuni che sono state impiegate dai comuni al 95%. Le stesse risorse doppie impiegate dallo Stato centrale sono a tutt'oggi ancora ferme e probabilmente riusciranno ad essere impiegate, ci vorranno come minimo 5 anni perché queste risorse possono essere impiegate. Questo perché? Perché il centro di spesa è troppo lontano da quello che è l'esigenza del cittadino. Quindi il federalismo, l'autonomia nel responsabilizzare l'istituzione che è più vicina al cittadino come centri di costo e centri di spesa, fatta salva poi la solidarietà che ci deve essere tra le varie regioni d'Italia, ma avendo sotto controllo come vengono spesi i soldi, è la ricetta per risolvere i problemi del nostro Paese. Ma se noi continuiamo ad accanirci contro chi in realtà sta usando queste buone pratiche nella gestione della cosa pubblica e non cerchiamo di spiegare agli altri che queste sono le cose che permettono di gestire meglio anche a loro i servizi e con minori risorse impiegate da parte dello Stato, l'Italia non si risolleverà mai da quelli che sono i problemi. E quindi il percorso dell'autonomia è un percorso che non serve solo al Veneto, che o bene o male riesce a cavarsela comunque con il tessuto industriale e produttivo che ha, ma è soprattutto un percorso che serve per responsabilizzare amministratori e chi deve gestire la spesa pubblica in tutte le regioni d'Italia, mettendoli direttamente davanti alle proprie responsabilità, al proprio elettorato. Questo è il sistema, non redistribuire continuamente risorse dove in realtà le risorse poi vengono sprecate, perché ricordiamoci che per una sanità che funziona sicuramente peggio di quella del Veneto, i costi ad esempio in Calabria sono nettamente superiori rispetto a quelli del Veneto, tant'è che poi abbiamo cittadini di altre regioni d'Italia dove la sanità costa di più e non funziona che vengono a curarsi in Veneto. Quindi questa è la cartina di tornasole per fugare qualsiasi dubbio di carattere politico sul fatto che questo non sia un modello. Ferrari, Bianchi diceva c'è una grossa responsabilità della classe dirigente del Sud in questo. Lei è d'accordo? Beh, è fuori di dubbio, è oggettiva la cosa, è una fotografia, però
questo è il punto, non va confusa la classe dirigente del Sud con i cittadini del Sud, perché sarebbe paradossale che i cittadini del Sud pagassero un doppio prezzo, una classe dirigente inadeguata, eppure l'abbandono e lo sganciamento come una specie di zavorra rispetto al resto del Paese. Sì, mi permetta, cioè, dico una cosa, io penso, no, ma il problema è questo, è vero che c'è un divario già oggi, il tema è: vogliamo allargarlo ulteriormente o vogliamo mettere in campo una politica di coesione del Paese che è interesse materiale economico innanzitutto dell'apparato produttivo del Nord. L'apparato produttivo del Nord vive oggi solo di export, è stata la nostra ancora di salvezza, ma non basta, abbiamo il rinculo del crollo del PIL tedesco e della produzione. Solo il rilancio di una crescita che coinvolga anche il meridione d'Italia può essere utile come ritorno in termini di domanda di beni e servizi anche per il nostro apparato industriale. Quindi io vedo, al di là delle questioni legislative, costituzionali, amministrative, di competenza e autonomia, un interesse e una strategia economica, valorizzare le interdipendenze tra il nord e sud del Paese. Ne troverebbero davvero una risposta importante anche le nostre imprese. Secondo punto, Zaia è di fronte a un bivio. Sull'autonomia, vuoi farne una materia di propaganda da sventolare per raccogliere voti o vuoi intraprendere un percorso che porti a casa dei risultati concreti? Questo è il tema oggi. Allora, se vuoi prendere la prima strada, continua come stai facendo. Se vuoi prendere la seconda, forse bisogna abbandonare un atteggiamento estremistico. Voglio tutti i soldi, tutte le materie e le voglio subito, sapendo che l'autonomia non te la concede Gesù Cristo, ma il Parlamento della Repubblica, che rappresenta, come noto, da Palermo fino a Bolzano, e lo deve votare a maggioranza assoluta. Allora, l'appello che io faccio a Zaia: io sono un autonomista e un federalista, ma serio, equilibrato, in una visione di coesione del Paese. Abbassa un attimino queste richieste, iniziamo step by step, gradualmente, quello che si può fare per mettere in campo un processo e un percorso che avvicini i centri decisionali ai cittadini, ma questo implica non avere un atteggiamento voglio tutto e subito, che non ci porta da nessuna parte. Terzo punto che voglio sottolineare: se al presunto neocentralismo statale devo sostituire un neocentralismo regionale, tanti auguri, ma io mi tengo tutta la vita ai ministeri. Il punto vero dell'autonomia sono le autonomie locali, sono i comuni, sono le aree vaste, le province che vanno rilanciate dopo quel disastro di riforma che le ha distrutte. Cioè, il livello del... Io non faccio polemica con te, sto dicendo una cosa. Il livello che va valorizzato non è Palazzo Balbi o Ferrofini, sono le centinaia di comuni dei nostri territori che ci possono dare una mano anche a rilanciare l'economia. Pochi minuti. Boff, vuole replicare un attimo a questo? No, lui dice sostanzialmente è un po' quello che si vede polemica. No, ma il discorso sulle province, le province fondamentalmente sono state svuotate di risorse, mantenendo in sé però tutte le competenze sulle scuole superiori, sulle strade, che non sono poca cosa, che non sono poca cosa. Ci siamo trovati per un periodo con le strade provinciali che erano completamente abbandonate. Adesso, per fortuna, con il governo giallo-verde erano state rifinanziate e abbiamo cominciato a vedere le prime manutenzioni, eccetera, ma mentre la regione è un organo legislativo, il ruolo veramente operativo è quello delle province e dei comuni. Il problema è questo: a me non interessa l'autonomia legislativa in capo alla regione, a me interessa un decentramento di competenze amministrative e di risorse che rimetta in moto la rete degli enti locali. Arrivo subito. Ferrari dice abbassa le pretese e lo chiede a Zaia. Ma allora, ci siamo confrontati anche da poco con il ministro Stefani e con Luca Zaia proprio a un nazionale dove eravamo riuniti, e non è che ci sia stato da discutere fino ad oggi su un po' meno, un po' di più, cioè proprio non c'era la discussione, cioè non c'è mai stata nessuna disponibilità né dal governo precedente né da questo governo di concedere benché meno di nulla. Beh, mi pare Quindi, che il nuovo ministro abbia individuato un percorso e che abbia avuto un incontro che l'ennesimo studio, l'ennesima analisi arriverà a fine anno, per cui... ci dica delle materie, sia concreto nell'esplicare, e penso che
di fronte a una proposta concreta, ripeto, non quella della commissione, del disegno di legge, della commissione di esperti da Napoli che viene a spiegarci come dobbiamo fare l'autonomia in Veneto, eccetera, se la proposta è seria sicuramente Luca Zaia non dirà di no. Allora io intanto vorrei che ci fosse un'idea chiara sull'autonomia, perché ancora non l'abbiamo capito, nel senso che Zaia e Salvini non mi pare che abbiano lavorato nella stessa direzione. Sono 18 anni che si parla di autonomia, avete governato voi per tanti anni e questa autonomia non è mai arrivata. Abbiamo speso 14 milioni di euro in questa regione per fare un referendum, a differenza delle altre regioni come l'Emilia Romagna, la Lombardia, che non hanno dovuto spendere quei soldi per chiedere ai cittadini se volevano o meno l'autonomia, perché è evidente che vogliamo, ma dobbiamo anche decidere come la vogliamo, perché autonomia significa responsabilità, non secessione. Allora, dobbiamo essere seri. Se in questo anno e mezzo di governo giallo-verde si voleva fare l'autonomia, Salvini l'avrebbe fatta perché ha sempre detto che quello che lui voleva lo faceva. Poteva contare sui numeri del centro-sinistra, perché il disegno di legge da cui partiva la ministra Stefani, siccome io sono in bicamerale per le autonomie, è quello del centro-sinistra. Dice che c'è stata la resistenza del Movimento 5 Stelle. Ma aveva i voti, in ogni caso, dice, aveva voti in Parlamento, ma Salvini come faceva, una volta che ha tolto la parola Nord dal simbolo Lega, come faceva a prendere i voti da Roma in giù? È chiaro che non è stato più al centro del dibattito quel tema dell'autonomia, altrimenti l'avremmo portato a casa con i nostri voti. Stiamo sforando oltre il limite, però sì, volete dire un'ultima cosa? No. Non corrisponde con quello che ho sentito dal ministro Stefani, dall'ex ministro Stefani. Allora, ci torneremo volentieri. Ci torneremo. Anche con la Stefani. Abbiamo parlato del Sud, l'ultima cosa che volevo chiederle, visto che è protagonista di questa interrogazione. Il Sud purtroppo significa anche criminalità organizzata e la criminalità organizzata ormai ha le sue radici purtroppo anche qui. Allora, lei oggi ha fatto oggi ho in veste di commissario della Commissione Antimafia, rappresentante della Commissione Antimafia, sono apparsi altri articoli sui giornali molto preoccupanti, mi riferisco all'indagine nata quest'inverno a Eraclea sulla presenza di casalesi. Casalesi, la commissione d'accesso del comune, ovvero la commissione che il prefetto è incaricato di fare piena luce su tutti i movimenti fatti, presenti e passati dall'amministrazione comunale, finirà i suoi lavori in questi giorni e presenterà la relazione al prefetto in cui trarrà le conclusioni e dovranno decidere cosa fare del comune. Ed sono emersi altri elementi molto inquietanti sui rapporti appunto tra la criminalità organizzata, parti dell'amministrazione, della società della zona, anche con un'estensione degli interessi dei casalesi in tutto il litorale veneziano, e quindi ho presentato un'interrogazione al Ministro degli Interni per chiedere che si faccia piena luce su questo fronte. Ma mi faccia dire che gli elementi anche su questo, infatti ho insistito molto per portare qui, e ha partecipato a un'audizione anche Ferrari, la Commissione Antimafia nel luglio scorso, nella consapevolezza che nella nostra regione c'è la criminalità organizzata che ha messo radici molto profonde, cioè è una mafia che non si manifesta come eravamo abituati a vederla al sud, in altre parti del paese. È la mafia in doppio petto, diciamo. Certo, la mafia, quella famosa area grigia che mette radici, ha relazioni. E ha esportato anche l'omertà un po', ha portato un po' quel sistema omertoso che purtroppo che ritroviamo in molte zone. Grazie, allora, grazie ai nostri ospiti, siamo davvero in chiusura, abbiamo un po' sforato. Allora, da domani Salvini promette di tenervi chiusi in Parlamento, preparatevi col termos e con le cibarie. Sì, intanto allora anche senza Salvini, quindi non ci grazie alla senatrice Daniela Sbrolini, grazie all'onorevole Nicola Pellicani, grazie a Gianangelo Boff, grazie a Cristian Ferrari, grazie anche a voi per averci seguito, arrivederci.